Coronavirus a Venezia, un nuovo caso sospetto dalla Corea in osservazione all'Angelo di Mestre. In laguna nessun contagio dopo la famiglia di Taiwan con il virus. Commozione per il giorno del ricordo in piazzale Martiri delle Foibe a Marghera. Per troppo tempo questa tragedia è rimasta nel silenzio. Rapina in una banca di Mira all'ora di pranzo, travisato con un passamontagna e pistola in mano, si fa consegnare il contante disponibile e fugge con un bottino di circa 2.500 euro. La carrozzeria di Via Giustizia Mestre presa di mira ancora una volta dai ladri, lo sfogo del titolare: ho messo le telecamere a spese mie, se i ladri non li prendono le forze dell'ordine lo farò io. Nonostante le disdette agli alberghi e l'allerta coronavirus, sono circa 70.000 i visitatori arrivati domenica a Venezia per l'avvio del carnevale, ma è spesso un turismo pendolare. A Dolo oltre 1.000 firmatari della petizione per salvare le robinie centenarie verrebbero abbattute per lasciare posto al cemento. Il sindaco parla di riqualificazione, dicono. Basket davanti a un Talercio gremito all'Umana Reyer, vendica la sconfitta dell'andata e batte Treviso 79-73 in un derby combattutissimo e incerto fino all'ultimo. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Lo avete dunque sentito dai titoli. In primo piano ancora il coronavirus a Venezia, un nuovo caso sospetto dalla Corea in osservazione all'Angelo di Mestre, mentre a Venezia nessun contagio dopo la famiglia di Taiwan che invece è risultata positiva al virus. L'allerta è massima, anche se per ora non c'è alcun allarme per la famiglia di Taiwan risultata positiva al coronavirus al ritorno in patria dopo aver soggiornato a Venezia il 24 e 25 gennaio scorsi. Si tratta di marito e moglie dei 2 figli di 20 anni. E scatta in breve la notizia buona e quella cattiva. La buona, stando ai calcoli dell'autorità sanitaria italiana, è che la famiglia non abbia conseguito il contagio in Italia. La cattiva invece che, pur non avendo viaggiato in Cina e non avendo avuto contatti con persone provenienti dalle aree a rischio, abbia contratto il virus nella tratta aerea tra Hong Kong e Milano Malpensa. Questa è una sua forma mutata, particolarmente non nostra, viene dalla Cina, perché lì è un ambiente dove è stato possibile fare il salto di specie, cosa non possibile in questo momento in Italia. Siamo di fronte di fatto a un'epidemia, non una pandemia, non ci sono casi secondari. La presenza della famiglia di Taiwan in laguna era stata segnalata alle autorità sanitarie locali dal Ministero della Salute, che attraverso il Dipartimento di Prevenzione ha effettuato tutti i controlli nei luoghi dove è passata. Nessun sintomo è stato riscontrato sulle persone venute a contatto con i 4 e sono peraltro già scaduti 14 giorni di incubazione del virus. Nel frattempo, in tutta la ULSS 3 Serenissima, predisposto il cosiddetto kit per gestire correttamente eventuali casi sospetti da infezione da coronavirus, con lo zaino Ebola presente in triage, all'interno del quale si trovano i vestiari idrorepellenti e le mascherine già a disposizione degli ospedali e indicati per la SARS, così come per la barella chiusa come una sorta di tubo. In funzione già dalle scorse settimane, ma mai usata fino adesso, permette agli operatori di isolare completamente il paziente sdraiato e di agire attraverso una sorta di braccia che entrano nella barella stessa. Ed oggi a Milano, alla Fiera Internazionale di Turismo, il governatore Zaia è tornato a parlare delle ripercussioni che anche con il coronavirus sta avendo sui flussi turistici. Il coronavirus pesa moltissimo, visto e considerato che stiamo parlando anche qui di un cataclisma che arriva ad esempio a Venezia dopo la partita della grande alluvione. Parla di cataclisma il governatore del Veneto Zaia. Le calamità in questione sono l'acqua granda di novembre, prima, e il coronavirus ora, che stanno creando pesanti ripercussioni sul turismo della regione e in particolar modo sulla città di Venezia. La flessione già si vede in un periodo clou come quello del Carnevale, ma non c'è nessun motivo per non venire, continua il presidente del Veneto, che spiega come ancora oggi, a 3 mesi di distanza, si sentono le conseguenze dell'alluvione dello scorso autunno. Abbiamo già avuto una comunicazione negativa purtroppo a livello internazionale sull'alluvione, ci sono ancora cittadini del mondo che pensano che a Venezia ci sia l'acqua nei palazzi. Dall'altro il coronavirus comunque con i blocchi aerei e con tutto quello che ne deriva deprime ancora gli arrivi.
spero che tutto questo passi e si torni alla normalità. Il turismo ha bisogno di semplificazione, di restare sul mercato e avere i vantaggi dei nostri competitor, spiega poi Zaia, che chiama in causa il governo. Davanti alla più grande industria che c'è in Italia, che è quella del turismo, davanti alla regione che è la più grande regione per turismo a livello nazionale con 18 miliardi di fatturato all'anno, non è che dobbiamo chiedere, penso che il governo debba avere come priorità questa, che non è sicuramente quella di pensare ad alzare l'IVA o altre menate del genere. In questo momento bisogna non complicare la vita agli operatori e fare in modo che i turisti tornino. Luca Zaia ha parlato di fronte allo stand Veneto della BIT di Milano, dove insieme all'assessore Canera ha presentato la nuova app Veneto Outdoor, che fornisce indicazioni su percorsi e sentieri della regione, aiutando l'escursionista a raggiungere ovunque si trovi la meta prescelta, prima in auto e poi lungo tutto l'itinerario, a piedi, a cavallo o in bici. Digito, mi dà già i percorsi, dico ok, mi dà già la caratteristica facile, mi dà i dislivelli e tutto, e si va in passeggiata, in navigazione direttamente. Ed ora parliamo invece della cerimonia questa mattina a Marghera in occasione del giorno del ricordo della tragedia delle foibe e dell'esodo degli italiani da Istria, Fiume e Dalmazia. Bastava essere italiani per finire dentro quei buchi. Bastava avere un minimo di visibilità, essere un poliziotto, un finanziere, un carabiniere, un comandante di una stazione, un medico condotto. Bastava avere un minimo di influenza nella popolazione ed eri il primo che finivi la terra. Attimi di commozione in piazzale Martiri delle Foibe a Marghera durante la cerimonia in occasione del giorno del ricordo della tragedia delle foibe e dell'esodo degli italiani da Istria, Fiume e Dalmazia, giornata istituita con la legge 92 del 2004. Perché, come è stato ricordato da più fronti, per troppo tempo quanto accaduto è passato nel silenzio. Per tantissimi anni questa pagina di storia è stata cancellata perché dava fastidio a molti. Dà fastidio a tantissime persone, tantissimi poteri forti nel paese. Quindi ho chiesto anche scusa a nome della nostra città, del nostro paese, dell'intera comunità italiana, perché in quegli anni hanno negato sistematicamente questi eventi, hanno voluto cancellare la storia e questo forse ha fatto ancora più male della tragedia delle foibe in sé. Per questo Venezia vuole ricordare, anche grazie alla folta presenza della comunità nel territorio. Una importante, generosa, operosa, molto presente comunità giuliano-dalmata che è parte fondamentale della nostra comunità cittadina e che ha raccontato direttamente questa storia, cosa che ci ha consentito di capirla presto, molto prima del resto d'Italia, vorrei dire. La nostra priorità è quella di lavorare nel mondo della scuola. Lavoriamo un po' a tutti i livelli attraverso degli interventi diretti, attraverso la presenza di testimoni che possono raccontare quello che è realmente successo, ma anche attraverso l'utilizzo di strumenti sia dal punto di vista di opuscoli, sia di video, di strumenti audiovisivi che possono supportare meglio questa storia. Presenti i bambini del coro dell'Istituto Comprensivo Grimani di Marghera che hanno arricchito la commemorazione con importanti brani. Tra i presenti alla commemorazione di Marghera anche chi ha vissuto quei momenti terribili come la testimonianza che stiamo per ascoltare. Io sono stato là con mia mamma, i miei fratelli, le mie sorelle, in 7 eravamo, e passata anni di guerra, bombardamenti, 64 bombardamenti, rasa al suolo, città che Zara, non so se voi conoscete, e da lì siamo stati tutti i bombardamenti fino il peggiore di tutti, il 16 dicembre, che sono arrivati con i motori spenti gli aerei. E là hanno fatto una strage proprio perché c'era giornata di festa domenica e c'era il parco giochi e tutto quanto, un macello. Mio fratello è stato prelevato, portato volontario al fronte
comunisti di Tito, dei soldati di Tito a combattere. E l'ultima cartolina, mia mamma l'ha visto una volta sola, io l'ho visto anch'io, ma dall'età insomma poco mi ricordo. L'ha mandato la cartolina, parto per non sapeva neanche lui per dove. Dopo una zia di Trieste le ha detto che lo ha intravisto su un camion, che montava il camion, che partiva pieno di altre persone, altri giovani, uomini, donne, non c'era età lì dentro. E dopo il camion tornava vuoto. Perciò la nostra convinzione è che non sapevamo del fatto delle foibe, questo qua, che sia stato buttato in qualche foiba dentro sicuro. Nell'Istria ci sono tantissime foibe che sono quei voragini proprio. E addirittura uno è quella di Bassovizza, è la più conosciuta di tutte, però ci sono altre che addirittura erano piene di cadaveri e dopo saltavano con le mine per coprire, nascondere. Siamo alla cronaca, rapina questa mattina in una banca di Mira, il bottino ammonta a circa 2.500 euro, indagano i carabinieri. È entrato in banca con un passamontagna e ha estratto una pistola, forte della quale si è fatto consegnare dagli impiegati il contante disponibile. Una rapina in pieno giorno avvenuta attorno alle 12.30 alla filiale di Mira di Banco Intesa San Paolo, quella sulla quale indagano ora i carabinieri. Relativamente bassa la refurtiva con cui si è allontanato il malvivente facendosi aprire le porte di sicurezza. Secondo una prima stima il bottino ammonta a circa 2.500 euro. Nessuno è rimasto ferito, anzi il fatto che il metal detector dell'istituto di credito non abbia rilevato l'arma ha fatto pensare ad una pistola giocattolo. Sul posto i carabinieri della tenenza di Mira e della compagnia di Mestre. La carrozzeria di Via Giustizia a Mestre è presa di mira ancora una volta dai ladri. Il titolare: ho messo le telecamere a spese mie, se i ladri non li prendono le forze dell'ordine lo farò io. Siamo di nuovo qui all'autocarrozzeria moderna di Via Giustizia a Mestre. Un'altra volta la vetrata è stata rotta. Si tratta del terzo furto in 3 settimane per un totale di 15 furti in 6 anni. È accaduto di nuovo, ancora una volta danni pesanti solo per poter avere accesso ai distributori automatici e per pochi spiccioli. Beh, un danno di 3-4 mila euro, perché hanno scheggiato 3 vetri, uno l'hanno rotto, hanno scheggiato uno che non sono riusciti e un altro, minimo sono 5.000 euro perché sono vetri antisfondamento, sono proprio bande specializzate sulle macchinette, perché macchinette hanno sempre anche pochi soldi, perché questa volta avrà avuto 15 euro, però se fanno 10-12 posti a sera si prendono la giornata. La carrozzeria infatti non è stata l'unica ad essere presa di mira, ma sembra che la polizia sia sulle tracce della banda. Io spero che si risolva, perché le forze dell'ordine mi hanno detto che a momenti dove stanno lavorando su chi è stato, speriamo che riescano, perché è una cosa importantissima per noi, perché sennò veramente dobbiamo valutare di andare via da Via Giustizia. Favaretto è esasperato. Dall'ultimo furto una decina di giorni fa, dopo aver ricevuto anche la visita del questore e dell'assessore comunale alla sicurezza, ha installato a spese proprie le telecamere. Abbiamo montato le telecamere apposta, perché giustamente il questore ci ha detto dateci una mano anche voi, noi abbiamo montato le telecamere, per noi è un costo, non lo trovo giusto che questo lo devono fare i cittadini, quando un cittadino paga le tasse e vive in Italia, e non dovremmo farlo noi. Come ripeto, Via Giustizia è dimenticata, ma farò un'interrogazione in consiglio, in comune, perché bisogna risolvere qualcosa su Via Giustizia, anche perché risolvendo Via Giustizia risolvono anche Via Piave. Adesso non so se oggi non ci viene comunicato qualcosa, noi da questa notte dormiamo dentro, metteremo delle guardie, non dormiamo, staremo svegli, metteremo delle persone, vediamo, lo risolveremo noi, consegneremo noi alla giustizia chi fa i furti. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, rimanete con noi. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Ora parliamo del Carnevale. Venezia affollatissima per le suggestive iniziative che hanno dato il via
all'edizione 2020 del Carnevale. Nonostante la crisi e le polemiche, i festeggiamenti hanno attirato in città decine di migliaia di visitatori. 3, 2, 1, viva Venezia! Viva San Marco! Forse la crisi del turismo, se c'è, si sa nascondere bene, almeno a giudicare dalle calli, campi, rive e fondamenta affollate e affollatissime che hanno contraddistinto anche questo inizio di carnevale a Venezia. Domenica le presenze in città sono state stimate tra le 60 e 70.000. Le disdette piovute negli alberghi dopo il profondo senso di insicurezza trasmesso dalle immagini dell'acqua alta di novembre ed ora la psicosi contagio coronavirus, ipotizzata su base regionale in una perdita di 3 milioni di visitatori e di 3 miliardi di euro dall'assessore al turismo Federico Caner, contrastano col quadro del primo fine settimana di festeggiamenti. Evidentemente il bacino turistico su cui può contare Venezia è talmente ampio da assorbire, almeno a prima vista, qualsiasi contraccolpo. Probabilmente non è turismo stanziale, ma soprattutto pendolarismo dal circondario. Fatto sta che domenica mattina circa 7.000 persone, non di più per motivi di sicurezza, si sono assiepate sulle fondamenta di Rio Cannaregio per assistere al corteo di barche che, partito da Punta della Dogana, ha sfilato lungo il Canal Grande per vivere il momento più suggestivo con lo svolo della Pantegana di Cartapesta, che è arrivata al Ponte dei Tre Archi e esplosa lanciando in aria coriandoli e stelle filanti. Non c'era la maggior parte delle associazioni di Voga, in aperta polemica con la scarsa sensibilità di cui accusano il comune di fronte alle loro proteste contro smog e motondoso. Al posto della sfilata, uomini e donne delle remiere hanno scelto di ripulire dalle immondizie le rive dell'isola di Poveglia. Sabato sera lo spettacolo era stato altrettanto suggestivo, sempre in Rio di Cannaregio, con lo show sull'acqua Amoris Causa, onore alla più saggia delle follie, ad introdurre i 3 temi portanti del carnevale di quest'anno: il gioco, l'amore e la follia. E adesso la battaglia suon di firme tra i cittadini di Dolo e l'amministrazione comunale, al centro del contendere la storia del paesaggio dipinta dal canaletto che soccomberebbe sotto una colata di cemento, dicono gli oltre 1.000 firmatari ambientalisti. Abbiamo più di 1.200 firme raccolte in 10 giorni, perché la popolazione non sapeva di niente, era stata all'oscuro. Da una parte il popolo degli oltre 1.000 firmatari schieratisi a Dolo per la salvaguardia delle storiche centenarie robinie che verrebbero abbattute per lasciare posto al cemento. Dall'altra il sindaco che puntualizza. In forma scritta c'è un'evidenziazione da parte della sovrintendenza che dice bisogna levare queste piante e ripiantumarle in numero adeguato e preciso, -5 più 5. E poi c'è la questione chiusura e pedonalizzazione di un tratto di via Cairoli prevista per il 2023, con grave danno al commercio, dicono i negozianti. Questo è il tratto di strada che si vorrebbe chiudere dal semaforo 50 metri all'ex Generali, dove c'è la via Arino. Logicamente, chiudendo questo traffico qua, le macchine volutamente devono andare nella via Vittorio Veneto, dove abbiamo i poli scolastici. Ma il sindaco rassicura per quanto in parte. Questa fantomatica chiusura di via Cairoli non esiste in questo momento. Il braccio di ferro tra cittadini e amministrazione comunale per via del nuovo restyling del centro, che prevede l'ampliamento del Sagrato del Duomo a vantaggio della nuova passerella pedonale galleggiante tra le rive della centrale Villa Bon con quella appunto del Duomo, necessarie, dice il sindaco, per ampliare anche la zona della movida della città. Creare un sistema di contatto anche con la parte dell'isola bassa. Oggi cuore pulsante, cuore vivo della movida del nostro territorio, la volontà è quella anche di spostare il baricentro verso un'altra parte, quella più a nord, ossia via Cairoli, via Dauli e tutta la parte tra il Duomo e il municipio. Siamo allo sport, basket, un ottimo risultato per l'Umana Reyer nel derby con Treviso. Gli orogranati infatti portano a casa la vittoria, un derby davvero emozionante e tiratissimo in un tagliercio
carico di tifosi, che ha visto la vittoria appunto dell'Umana Reyer, che riprende quindi la marcia anche in campionato prima della sosta per il Final 8. Il Venezia che si conclude questa partita con Venezia-Treviso 79-73. Ovviamente di questo servizio andrà in onda anche nell'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Vi ricordo questa sera, subito dopo l'edizione di Treviso, 20:10, ospiti in studio Sneder Scottone, segretario pensionati CISL Belluno Treviso, e Rudy Roffaè, segretario generale aggiunto CISL Belluno Treviso. Subito dopo non perdetevi il Ring alle 21:15, collegamento con Salvini e Zaia da Padova, che vi ricordiamo sono al Teatro Geox per il meeting La Nostra Terra. In studio invece ci saranno Flavio Tosi, Andrea Zanoni del PD, Giorgio De Zen, Veneto che vogliamo, Erika Valdin, Movimento 5 Stelle e Alberto Villanova della Lega. Ed è tutto da Venezia, vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Bentrovati al meteo. Situazione meteorologica ancora generalmente stabile, ma diamo uno sguardo più approfondito alla situazione di martedì 11 febbraio. Sul Veneto il cielo risulterà in prevalenza poco nuvoloso, con aumento sia degli spazi di sereno sulle pianure e sulle prealpi, sia di alcuni addensamenti nuvolosi sulle Dolomiti. Nelle ore più fredde, locali nebbie sulle pianure nord-orientali. Temperature minime tra -1 e 4 gradi, massime in aumento fino, vedete, a 16 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento, solo con qualche foschia sulle aree pianeggianti. Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi, massime invece tra 13 e 14 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, sole prevalente con poche nubi a carattere sparso un po' su tutti i settori. Temperature minime fino a -1, massime invece tra 12 e 13 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.